Benvenuti tifosi del Napoli. Ecco le ultime notizie dal Napoli, ma prima lascia un mi piace al video e iscriviti al canale così potrai rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Napoli. Andiamo al video. Ecco le parole del calciatore del Napoli Alessandro Buongiorno. Dobbiamo crederci, manca l'ultimo tassello. Sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e ora manca l'ultimo mattone da posare. Le mie condizioni? Sto meglio. Sto cercando di riprendermi e vedremo come andrà. Parma-Napoli? Nessuna partita è facile, tanto meno se si gioca in trasferta. Questo campionato lo ha dimostrato, ogni partita è stata una battaglia. In attacco potevamo fare qualcosa di più, ma l'Inter ha attirato anche il Parma. Ora abbiamo l'ultimo e non possiamo commettere errori. La palla non può bruciare, le sensazioni di queste partite devono essere positive. Dobbiamo volerlo fare e dare il massimo per raggiungere quella cosa. Non dobbiamo dare spazio alle emozioni negative che possono frenarci, ma pensare sempre in modo positivo. Per noi è molto importante la vicinanza dei tifosi. Ci sono stati vicini fin dall'inizio, sentiamo la loro passione e il loro attaccamento. Siamo certi che ci sosterranno anche nella sfida contro il Cagliari. Siamo felici di questa passione per questa maglia. Cagliari? È una squadra difficile, che in queste ultime partite ha dovuto lottare per conquistare sicurezza. Non sarà una partita facile. Credo che ci saranno molti duelli a livello individuale. Dovremo essere bravi a vincere questi duelli e poi imporre il nostro gioco. Dobbiamo avere atteggiamento. Dobbiamo dimostrare che stiamo giocando davvero bene. Queste partite si preparano avendo la giusta energia, mantenendo la mente lucida e completando questa settimana di allenamento nel miglior modo possibile, sia a livello tattico che tecnico. Giocheremo in casa, quindi saremo sotto pressione da parte dei 50.000 spettatori che saranno al Maradona, ma anche da parte di tutti coloro che ci guarderanno in casa e in città. Bisogna restare concentrati dal primo all'ultimo minuto. La meravigliosa Napoli? Sono d'accordo con Juan Jesus. Nessuno si aspettava questi risultati. Ma nel profondo sapevamo fin dall'inizio che c'era qualcosa di buono, perché abbiamo lavorato duro e siamo riusciti a creare un grande spirito di squadra. A mio parere questa è la giusta base per ottenere risultati. Personalmente ho la sensazione di essere cresciuto e migliorato. Ho scoperto un Napoli molto passionale. Ho avuto modo, oltre il calcio, di scoprire tanti valori della tifoseria e della città. Ho ricevuto l'onore anche a Cardito. Il mio bilancio di quest'anno è sicuramente positivo. In quest'ultima partita sarà molto importante la forza del gruppo. Dovremo restare tutti uniti, anche con l'ambiente. È qui che iniziamo a raggiungere grandi risultati. Arriveremo pieni di energia e faremo di tutto per vincere. Lascia un mi piace al video così YouTube potrai avvisarti dei prossimi video. Grazie. Continua. Dopo la partita, De Bruyne ha tenuto un discorso d'addio. Penso che la vita e la carriera siano un viaggio. Ci sono stati molti alti e bassi, ma bisogna cogliere ogni momento per trarne il massimo, e io mi sono goduto ogni momento. Ho anche superato i momenti brutti, il che è stato fantastico. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? De Bruyne sarà un buon rinforzo per il Napoli? O no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!